la Biblioteca Civica festeggia la restituzione alla città del ponte restaurato. Una mostra, parallela a quella ospitata nelle sale del museo, ripercorre le vicende del manufatto, puntando l'attenzione su alcune curiosità storiche che hanno per oggetto proprio il ponte, il simbolo di Bassano internazionalmente più noto. Costruito probabilmente negli anni 70 del XII secolo, in contemporanea con il primo giro di mura, fu nei secoli più volte danneggiato e distrutto dalla furia selvaggia delle acque e da quella iconoclasta degli uomini, ma sempre e prontamente ricostruito. Del resto, la sua funzione non solo militare, ma soprattutto economica e sociale era determinante. I bassanesi, infatti, riscuotevano il pedaggio del transito delle merci e delle bestie. Una ricevuta ottocentesca della tassa del Pontatico testimonia come fosse ancora in vigore questa gabella che risaliva già al periodo medievale. I bellissimi schizzi di mano di Francesco Chiuppani contenuti nei manoscritti dell'istoria bassanese e delle iscrizioni bassanesi, risalenti alla prima metà del Settecento, ritraggono la città e il suo ponte con minuzie di particolari. Uno spazio viene dedicato alla tragica piena del 19 agosto 1748, quando, come scrive Gaspare Gozzi in un sonetto esposto, il ponte è portato via come una cesta. Il ponte viene ultimato il 30 settembre 1750, dopo la ricostruzione affidata a Bartolomeo Ferracina, bassanese di grande ingegno, famoso per i suoi grandi orologi meccanici presenti tuttora nel municipio e nella torre civica. Molte saranno le brentane che danneggeranno la struttura, non ultima quella del 4 novembre 1966, di cui sono esposte delle impressionanti foto. Uno spazio è riservato agli eventi bellici. L'incendio del ponte nel 1813 da parte delle armate napoleoniche, i danneggiamenti del 1915 durante la Grande Guerra e il bombardamento del 1945 in due fasi distinte, una per opera dei partigiani e una dalle truppe naziste. Infine si racconta la ricostruzione e la solenne inaugurazione del 1948 alla presenza del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi. Da allora sarà per tutti il Ponte degli Alpini. Tra le curiosità esposte in mostra c'è il passaggio di San Francesco sul ponte medievale diretto alla chiesetta di San Donato e la storia della celeberrima canzone sul ponte di Bassano, che è diventata una sorta di inno della città. La mostra sarà visitabile durante l'orario di apertura al pubblico della Biblioteca Civica e rimarrà esposta fino al 4 settembre.